Dopo diverse settimane di trattative e di nomi intorno alla panchina della Sampdoria, alla fine è arrivata l'ufficialità del nuovo tecnico in casa blu cerchiata. Sarà Eusebio Di Francesco a guidare i liguri per i prossimi 3 anni. Questo è il comunicato del club. Il presidente Massimo Ferrero e l'UC Sampdoria danno il benvenuto ad Eusebio Di Francesco, che si è legato alla società in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022. Di Francesco è la scelta migliore, con l'obiettivo di continuare a far crescere la nostra Sampdoria, sottolinea il presidente Ferrero. È un tecnico che metterà a disposizione preparazione, esperienza, gioco, voglia, mentalità. Benvenuto, Eusebio. Finalmente Italia, ora puoi sorridere. Sono state assegnate a Milano Cortina i Giochi Olimpici Invernali 2026. Allo Swick Tech Convention Center di Losanna le 2 città italiane hanno superato l'agguerrita concorrenza svedese di Stoccolma-Hare. L'Italia tornerà quindi ad ospitare i Giochi invernali per la 3ª volta nella propria storia, 20 anni dopo Torino 2006 e 70 anni dopo l'edizione di Cortina 1956. Il tricolore può tornare a festeggiare per l'organizzazione di un evento mondiale che porterà introiti e visibilità al nostro paese. A commentare il successo di Milano Cortina anche Matteo Salvini, ministro dell'Interno. Vincono l'Italia, il futuro e lo sport, grazie a chi ci ha creduto fin da subito, soprattutto nei comuni e nelle regioni, e peccato per chi ha rinunciato. Ci saranno almeno 5 miliardi di valore aggiunto, 20.000 posti di lavoro, oltre a tante strade ed impianti sportivi nuovi. Con le Olimpiadi invernali confermeremo al mondo le nostre eccellenze e le nostre capacità, ha dichiarato Salvini su Twitter. Sempre sui social network ha parlato anche Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. Siamo orgogliosi di questo grande risultato. Ha vinto l'Italia, un intero paese che ha lavorato unito e compatto con l'ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo memorabile. Ora è ufficiale, Gianluca Petracchi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club di James Pallotta ha infatti ufficializzato l'ingaggio del dirigente ex Torino che i giallorossi hanno provato a portare a Roma da tempo. Assumerà la carica dal 1 di luglio e sarà legato al club fino al 2022. Sono contento di dare il benvenuto a Gianluca nel nostro team, ha spiegato il CEO del club Guido Fienga, che ha poi ribadito: sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all'interno del management della Roma. Gabriele Oriali torna all'Inter nel ruolo di First Team Technical Manager, che ricoprirà a partire dal 1 luglio 2019, a comunicarlo il sito ufficiale del club nerazzurro. L'ex campione del mondo con l'Italia nel 1982 resterà comunque in carica nelle sue funzioni all'interno dello staff della nazionale maggiore fino alla conclusione dell'Europeo 2020, come anticipato dal presidente federale Gabriele Gravina. Un doppio ruolo per Oriali, quindi, considerata la volontà del dirigente azzurro e del CT della nazionale Roberto Mancini di proseguire il positivo rapporto di collaborazione in essere, d'intesa con la dirigenza del club nerazzurro, che ha dimostrato la massima collaborazione alla definizione dell'accordo. Ha comunicato ad Oriali la disponibilità della FIGC al suo ingresso nei quadri dell'Inter e alla contestuale prosecuzione del suo lavoro con gli azzurri. L'arrivo di Antonio Conte all'Inter ha fatto subito effetto. La società nerazzurra comunica infatti il sold out per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti. Sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019-2020, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società, scrive l'Inter sul proprio sito. Tutti i posti disponibili per le gare casalinghe dell'Inter al Meazza sono andati a ruba sin dal primo giorno di apertura alla vendita libera. Anche la fase dedicata alle conferme delle tessere della scorsa stagione si era conclusa con un record di abbonamenti rinnovati. Alla luce del sold out attuale, l'Inter ha fatto sapere che è aperta per la prima volta nella storia nerazzurra una lista d'attesa per il campionato 2020-2021, a favore di tutti i tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito una priorità per il prossimo abbonamento.